va a chiudere un cerchio perché questo bilancio consuntivo ci consente di completare tutto un iter di pulizia dei nostri bilanci, in particolare tutti quei residui attivi, quindi quei crediti che fino al 2012-2013 erano parte integrante del nostro bilancio, quindi appesantivano il nostro bilancio. Questo perché? Perché la normativa sulla finanza pubblica fino alla revisione del 2014 ti consentiva di iscrivere al bilancio tutti quei residui passivi, cioè tutti quei crediti, tutti quei soldi che tu avanzavi dai più disparati soggetti, e ti consentiva anche in parte di utilizzarli questi fondi. Ora cosa succede? Succede che lo Stato si rende conto che a un certo punto i bilanci dei comuni sono per la maggior parte in sofferenza perché non riescono più a smaltire questi crediti che avevano sul groppone. Scusate se uso dei termini banali, però per trattare di spiegare una cosa che è molto tecnica, e quindi decide di operare tutta una serie di pulizie all'interno dei bilanci dei comuni. E ora decide intanto, dice ai comuni, individuano quei residui, quindi con un riaccertamento straordinario viene chiamato dei residui, individuano in tutte quelle partite in bilancio che tu sei sicuro che non riuscirai più, diciamo così, a recuperare. Quindi ricontrolla tutti i tuoi residui, dimmi quelli che non riuscirai più a pagare, quelli che magari hai già incassato, quelli che non riuscirai più a pagare. Quindi fai una pulizia dei tuoi bilanci, vedi quanto emerge. Fatta questa pulizia del nostro bilancio, all'epoca era emerso 1.200.000 euro di disavanzo, era chiamato disavanzo tecnico, il che vuol dire che l'ente tecnicamente era considerato in disavanzo, però la norma ti consentiva di recuperarlo in 30 anni. Ti consentiva... Sì, no, arrivo. Ti consentiva di recuperarlo in 30 anni oppure di recuperarlo subito. Noi abbiamo recuperato subito 300.000 euro, ne rimanevano 900 e li abbiamo recuperati nei successivi 30 anni, accantonando 31.000 euro all'anno. Contestualmente però all'accantonamento dei 31.000 euro all'anno, il comune di Terra di Po continuava ad accantonare fondi credito di esigibilità. Quindi, come un'azienda ha delle partite che possono compensare eventuali perdite, sono stati introdotti anche nei comuni questi meccanismi per compensare mancate entrate e quindi per evitare di trovarsi ancora un buco da 1 milione di euro andando avanti. Quindi si ragionava in parallelo, quindi accantonavamo 31.000 euro ogni anno, più accantonavamo sempre una quota elevata dei fondi credito di esigibilità, anche più del necessario alla fine, in modo da riuscire a compensare queste poste di bilancio. Ora ci troviamo che con il consuntivo riapproviamo praticamente il consuntivo anche del 2019, 2020 e 2021, facciamo riemergere gli ultimi problemi, diciamo così, gli ultimi fondi credito di esigibilità del nostro bilancio, che sono circa 308.000 euro, però nello stesso tempo, ed è l'incarico che vi dicevo prima che diamo a un tecnico, abbiamo circa 3 milioni di euro di fondi accantonati. Ecco, questi 3 milioni di fondi accantonati che noi abbiamo contengono già al loro interno quel disavanzo che noi dobbiamo recuperare. Quindi abbiamo già recuperato il disavanzo che lo troviamo all'interno dei 3 milioni di euro, quindi ci siamo già coperti quei 900 e passa mila euro che abbiamo. In più abbiamo già accantonato i 31.000 euro all'anno, che quindi compensano per altri 215.000 euro, e quindi ci troviamo sempre sul nostro bilancio e ci liberiamo ulteriori 215.000 euro. L'incarico professionale che diamo lo diamo a una società di consulenza che dovrà certificarci i passaggi che noi abbiamo fatto sul nostro bilancio, i passaggi che abbiamo fatto anche in accordo con la Corte dei Conti, concordando anche con la Corte dei Conti. Fatta questa certificazione e quindi avendo un dato contabile di un soggetto esterno che ci dice sì, avete fatto correttamente tutti i passaggi che dovete fare, ci confronteremo con la Corte dei Conti, si confronterà l'amministrazione con la Corte dei Conti in modo da avere l'avallo su tutte le operazioni che andremo a fare, e tutte le operazioni dovrebbero andare a chiudersi verosimilmente con il consuntivo prossimo consuntivo del bilancio 2022, quindi di questo bilancio,
e dovrebbe consentirci di avere un bilancio completamente pulito di tutti questi crediti. Tecnicamente cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro bilancio sarà un bilancio normale come quello di tutti gli altri comuni, quindi un bilancio che potrà utilizzare il proprio avanzo di amministrazione libero, non dovendo più accantonarlo per coprire queste poste di bilancio, e avremo anche un bilancio che sarà in grado di dare anche delle risposte economiche magari maggiori, anche derivando dagli incassi dei fondi di protezione crediti, che dopo una parte ne hanno incassato, quindi andranno a costituire quelle che sono le spese correnti, quindi la parte non vincolata dell'avanzo amministrazione che puoi utilizzare. Ecco, questo ci consentirà, tutta questa operazione che è durata qualche anno, di avere appunto questa disponibilità economica sul piatto per gli anni a venire. È effettivamente un ottimo risultato raggiunto, perché, come dicevo, ci consente di avere un bilancio che è in grado di affrontare anche le sfide, soprattutto economiche e di investimento, che il Comune dovrà mettere mano, soprattutto con i finanziamenti del PNRR che stanno arrivando. Quindi avere un bilancio in regola che funziona e con tutto quello che serve è sicuramente un qualcosa di ottimale e che saprà dare le risposte che servono. Benissimo che il conto consuntivo di un comune è un dato importante, lo ricordavi prima, anche dal punto di vista politico e amministrativo, perché misura, conto consuntivo, ciò che era stato previsto e misura soprattutto, nel nostro caso, l'andamento dei conti di questo comune, dando anche, come dire, le indicazioni per ciò che rappresenta questo bilancio per il futuro di questo paese, per quelle che sono le risorse disponibili per questo paese. Sarò breve, come ha detto prima Davide, non per fare la battuta, ma sarò breve veramente questa volta. Credo che in qualche minuto terminerò la lettura di un breve riassunto di quello che è la posizione del nostro gruppo rispetto al conto consuntivo 2021 che chiude la consigliatura di Silviero Francesco. Sconcerto, sorpresa e preoccupazione. Sono questi i sentimenti che proviamo nell'apprendere i dati forniti con il conto consuntivo 2021 e portati all'attenzione di questo ultimo Consiglio Comunale dell'era Silviero Francesco. Sconcerto per il risultato di gestione che vede per la prima volta nella sua lunga storia amministrativa il Comune di Taglio di Po chiudere con un disavanzo di 308.000 euro il proprio bilancio. Sorpresa per il fatto che non si sia provveduto ad inserire tale dato negativo tra le voci di spesa del bilancio di previsione 2022, come previsto dalla normativa in materia, che recita testualmente: il disavanzo di amministrazione è iscritto come posta a sé stante nelle spese nel primo esercizio del bilancio di previsione, quindi nel 2022. E poi dice la normativa: ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti da specifici vincoli di destinazione, eccetera, eccetera. I rilievi mossi dalla Corte dei Conti, che hanno messo in moto la questione contabile che accennava prima il sindaco rispetto alle risultanze dei bilanci 2019, 2020 e di conseguenza anche 2021, è del novembre 2021. Il bilancio di previsione 2022 è dell'aprile 2022. C'era tutto il tempo per provvedere ad inserire nel bilancio di previsione il dato negativo del disavanzo di gestione 2021
e provvedere quindi alla sua copertura e al suo ripianamento. Infine la preoccupazione per chi come noi si candida tra meno di una settimana a governare questo comune e si trova a gestire un bilancio che non è composto da soli freddi numeri e dati contabili, a volte incomprensibili ai più, ma è fatto e composto soprattutto di risorse economiche e finanziarie che appartengono alla nostra comunità, che sono dei cittadini di taglio di popolo. Preoccupazioni infine per le risorse economiche e finanziarie che tra qualche settimana chi sarà chiamato a governare questo comune per i prossimi 5 anni dovrà reperire per ripianare il disavanzo del 2021. Risorse che invece di essere destinate ad altre necessità molto più impellenti della nostra comunità. Da anni questo gruppo consigliare di minoranza mette in evidenza con coraggio e razionalità le criticità del bilancio di questo comune. Proprio in occasione del bilancio di previsione 2021, da voi approvato poco più di un anno fa, mettemmo in evidenza questi dati di criticità, motivandoli politicamente, come deve fare un consiglio comunale, e dimostrandolo poi con numeri e dati alla mano. Ci chiedevamo, ad esempio, il perché, nonostante le crescenti necessità di un paese in calo vertiginoso di abitanti, nonostante l'aumento dell'invecchiamento e di nuove povertà, nonostante la perdita e la ricerca di lavoro per i giovani, costretti molto spesso a emigrare fuori dal territorio italiano, nonostante il mancato sostegno sempre più indispensabile, non solo in termini di infrastrutture, ma anche rispetto ad insopportabile tassazione nazionale e locale, nessuna risorsa fosse destinata in bilancio per un minimo di progettualità destinata alla nostra rete commerciale e artigianale o dei servizi, come fossero spiegabili i numerosi tagli ai servizi sociali, alla cultura, persino alle bollette dei consumi degli edifici di proprietà comunale. Ci chiedevamo, sempre nella redazione del bilancio di previsione 2021 di questa amministrazione, che senso aveva prevedere un'entrata di 1 milione di euro, poi portata a 1.900.000 euro, con variazione di bilancio dell'ottobre 2021, da multe per autovelox, contravvenendo alle norme e ai principi contabili in fatto di prudenza nella stesura del previsionale del bilancio di previsione. Forse sostenevamo che quei dati servivano a far quadrare i conti. Dall'esame del consuntivo 2021 probabilmente non ci sbagliavamo. Basta verificare il dato nelle entrate al titolo terzo, che è pari a meno 1.034.000 euro, che la dice tutta sulle reali entrate dalle multe per autovelox, che conferma quanto appena sostenuto e quanto abbiamo già sostenuto più volte in passato. Una delle frequenti risposte alle nostre affermazioni circa le criticità del bilancio, che avevamo individuato da tempo e da tempo andavamo denunciando anche pubblicamente, era ricevere ironici e risentiti attacchi, molto spesso personali, e la stizzita ed esulante risposta dell'ormai quasi ex sindaco, che affermava spesso: se siete così bravi e sapete tante cose, fatelo voi il bilancio. Ora, il dato negativo del disavanzo di bilancio del 2021 di 308.000 euro, che possiamo definire storico da questo punto di vista per taglio di poco, e che sottrarrà risorse importanti alla gestione del bilancio, giunto alla fine del secondo mandato amministrativo, non ci fa certo gioire, pur essendo
un ottimo elemento da diffondere in campagna elettorale. Ma ci preoccupa profondamente, come già detto, rispetto ad un paese che ha bisogno di risposte urgenti, ha bisogno di ripartire, ha bisogno di ritornare ad essere un paese vivo e con un forte collante sociale. Il disavanzo di bilancio 2021 rappresenta simbolicamente la parabola discendente di questa amministrazione, arrivata al capolinea di un'esperienza decennale che verrà ricordata, tra le tante cose fatte, anche per aver lasciato in eredità non certo opere pubbliche necessarie alla comunità, non certo per la ritrovata coesione sociale, non certo per i grandi e milionari in progettualità, ma per aver lasciato pesanti fardelli da portare che solo il tempo e la tenacia e la capacità di chi governerà questo paese potrà far dimenticare. Queste le motivazioni per cui non possiamo ovviamente approvare questo conto positivo 2021. Allora, Renato, a parte che citando Troisi, sono 5 anni che quando fai gli interventi sul bilancio potremmo sintetizzarli in ricordati che devi morire. Nel senso che è sempre un anatema, continuo 5 anni, Renato, che sento che il bilancio l'Italia dei Po non vuole esistere, l'Italia dei Po non può fare investimenti, se spendi questi soldi cadi. No, Renato, primo tu hai detto che i bilanci dei Comuni dei Po sono tutti falsi. Sì? Cosa hai detto? L'hai detto, Renato, ma lì, quello che hai detto tu, c'è scritto lì, Renato, l'hai appena dichiarato tu, Io ho dichiarato falso, il bilancio è falso. Se uno dice che le cose sono gonfiate, non sono vere. Cioè l'hai dichiarato tu, hai detto che il bilancio non è corretto, l'hai dichiarato tu, ma il problema tuo, Renato, è che non certifico io il bilancio, lo certifico un revisore dei conti, quindi tu al revisore dei conti hai detto quello che ha fatto e che il bilancio non è corretto. Non l'hai detto a me. Non ti fai quella faccia lì, l'hai detto, Renato, che il bilancio... No, fermo, perché le parole hanno un proprio peso. Le parole... Parla del bilancio, non fare... No, Renato, non girare intorno. Siccome tu hai dato a me, hai detto, avete fatto dei bilanci falsi, adesso si vede cosa avete fatto. Ma chi ha parlato di bilanci falsi? Ma chi ha parlato di bilanci falsi? Mi dai quello che hai scritto? E lo riguardiamo? Non sono l'unico che l'ha capito, Renato. La donna segretaria comunale che poi ne metterà. Se vuoi ci guardiamo un altro quello che hai La parola scritto. falso non esiste qua. Va bene. La violazione di norme contabili. Cioè, Renato, noi è 10 anni, ripeto, è anzi l'11° consuntivo questo. Quando noi siamo arrivati qua, non tutti, ma tanti qua, siamo arrivati qua, avevamo debiti fuori bilancio, avevamo tutta una serie di problemi. Il riaccertamento straordinario dei residui ci ha creato 1,2 milioni di buco, perché si iscrivevano i bilanci concesso, che era un'operazione concessa per carità, ma era senza paracadute. Poi mi dici le multe per far vedere che le avete gonfiate. Le multe tu sai benissimo che... Da 1,9 milioni arriva a 800.000 euro, scusa. No? Ma come la previsione era Di 800.000 euro di cosa? 1 milione 800.000 euro di cosa? di previsione 800.000 euro di cosa? di incassato. Di incassato! Dopo devi andare a rilevare gli altri 400-500.000 euro di fondo sulla dotazione crediti che facciamo ogni anno, quindi andiamo a 800.000 euro di incassato che spendiamo solo quelli. No, non c'è il fondo sulla dotazione crediti. In entrata per 1,9 c'è. E dopo? No, allora c'è 1,9 in entrata. Mi interessano gli 800.000, non considero le altre somme perché a me interessano gli 800.000. Sai benissimo che l'1,9 dell'entrata l'abbiamo analizzato fin quando vuoi. Abbiamo i fondi di valutazione crediti, abbiamo quello che andiamo ad incassare, quello che probabilmente non andremo mai ad incassare, quello che spendiamo per le varie voci che devono uscire. Quindi sulle multe, se noi incassiamo 800.000 euro, ok? Spendiamo 800.000 euro. Allora vuol dire che
Ma puoi mettere 3 milioni dentro? No Renato, Ma scusa, vuol dire che quando prevediamo... perché hai previsto 1,9 milioni? Rispondi a questo, perché hai previsto 1,9 milioni? Perché? E hai incassato a c'è? Perché te l'ho appena spiegato Renato, facciamo una previsione che può essere corretta o meno. Sulla previsione calcoliamo un fondo svalutazione crediti che serve per coprire eventuali perdite e utilizziamo solo quello che effettivamente andiamo ad incassare. Quindi nel bilancio rimarrà il fondo svalutazione crediti, quello che effettivamente incasso e che poi spendo e quello che eventualmente andrà in avanzo d'amministrazione successivamente, ok? In realtà io non gonfio quelle cifre perché non uso il 1,9 milioni che metto lì per compensare delle poste in bilancio, cosa che hai detto tu adesso. Il conto consuntivo c'è meno 1.034, variazioni in meno 1,034. Renato, Oh, ma i numeri, sai. Ma come fai a dire che ho gonfiato un bilancio se ti sto dicendo che le cifre che io utilizzo solo quello che vado a incassare? E lo sai benissimo, perché ne abbiamo parlato in commissione bilancio che ha detto guarda che vengono utilizzate solo le spese realmente incassate e tutto il resto finisce in fondo di svalutazione crediti o viene eliminato perché non incassato in fase di consuntivo. Allora, è inutile Renato che ogni volta le gonfie, poi dici chissà come si coprirà questa parte. Allora intanto il disavanzo è un disavanzo tecnico da FCDE, se proprio dobbiamo essere precisi, quindi non è un disavanzo tecnico da cattiva gestione. Primo, va coperto, fermo. E io te l'ho detto all'inizio di questo punto che con i fondi crediti di deducibilità a 3 milioni abbiamo coperto non solo il disavanzo vecchio, copriamo anche quello nuovo e in più ci liberiamo anche i 215.000 euro che abbiamo accantonato nei 5 anni. Tutto questo dopo che saremo passati da Delfino che ci farà la certificazione sul nostro bilancio, dopodiché avremo fatto il passaggio per la Corte dei Conti e poi si andrà probabilmente in conto consultivo preso. Perché non sei venuto stasera di Consiglio Comunale a portare la delibera di copertura? Però ti dico un'altra cosa Renato, la delibera di copertura prima devi approvarlo del conto consuntivo. Dopo vai in consiglio comunale dicendo eventualmente come vai a coprire la somma. Ma se non approvi il conto consuntivo, non lo mandi al consulente per la verifica, quella che dobbiamo fare adesso, non ci risponde il consulente, cosa porto io questa mattina, questa sera? E lo sai benissimo questo Renato, che prima un conto consuntivo va approvato e dopo in base alle risultanze del conto consuntivo si decide eventualmente o come utilizzare le somme in avanzo o come eventualmente ripianare un disavanzo. Io sono sicuro che queste somme le ho già coperte Renato, sono sicurissimo, come ero sicurissimo 5 anni fa che il bilancio era capace di resistere alle spese di investimento ed era capace anche di coprire il disavanzo generato fino al 2012. Io ero sicuro di questo, che ci siamo arrivati, ok? Come sono sicuro che il bilancio, cosa che tu non dici mai, riuscirà anche a realizzare le opere previste, perché sono 8 milioni di opere previste, che tu le voglia o che tu non... 8 milioni. Smettetela di dire che non è vero, perché per piacere smettetela di dire... Ma cioè... se non sono ancora stati accettati i progetti. Ma mi dici... Ma come puoi dire una cosa? Ma scusate, ma state scherzando? No, non stiamo scherzando. Cioè, voi dite... Allora, Allora, voi mi state dicendo che i 2 milioni e 3 di PNRR già arrivati non sono veri? allora, il progetto che voi dite della piazza è stato approvato? Ma che no, non sto parlando di quello, ma va. siccome lo mettete in conto. No, io non sto parlando di quello. Ma lo mettete. Hai visto? Hai sentito che ho parlato di questo? Hai sentito che ho parlato di questo? Francesco, io non partecipo ai tuoi. No. Ma allora, Cosa stai dicendo? Ma allora perché date del bugiardo a noi se non sapete di cosa state parlando? Ma tu non sai di cosa parli. Ma io vi ho detto che il bilancio di Tertipo nei prossimi anni dovrà realizzare 8 milioni di investimento? L'ho detto sì o no? Guarda che l'ho detto sì o no? nell'eventualità che o io o Davide diventiamo sindaci, per carità, a chiunque, ma noi lo diremo se ci sono delle cose che vanno bene. Ma tu non puoi venderlo prima di avere garanzia che sia. Posso dire? Francesco, ma scusa, Laila, ma non sai neanche di cosa stai parlando. Tu non sai di cosa parli e non stai a guardare in giro. Non sai sto guardando te, non sto guardando in giro. Non sai
Allora, me li elenchi gli 8 milioni visto che li sai meglio di me? No, io non metto in dubbio quelli della scuola perché c'è. Allora, e poi siamo arrivati e tu sai le controversie che ci sono state con la scuola, con il Politecnico, tu sai mi dici che non sono veri, dovresti perché non sono tacere veri. con quello che avete Dimmi fatto. perché non sono dovresti veri. tacere con quello che avete fatto. Mi puoi dire perché non sono veri questi 8 milioni? Non sono in totale, perché tu sei allora mi dici quelli della piazza che non sono veri. allora posso elencarteli così abbiamo risolto tutti i problemi. 4 milioni e 300 mila euro di Elia Maestri, 2 milioni e 300 mila euro di PNR già finanziati, quant'è che fa? 6-8. PNR per cosa? PNR 1 milione e mezzo di Palavigor, 600. Vabbè, ok. Ma ascolta, Ma perché dice? No, perché? Cioè, mi dà fastidio come porta a casa dei soldi per Io ho piacere, sai, allora, che cresca. allora torniamo dall'inizio. 4 milioni e 3 di Elia Maestri della Pascoli, 1 milione e mezzo per il quinto straccio del Palavigor, 200 mila euro per Piazza Venezia e Via Romea. Quant'è quello dell'asilo? 600 mila euro circa delle Legno Milani Girasoli. A Legno Milani Girasoli devi aggiungere altri 700 e qualcosa mila euro del GSI, quindi eravamo a 6 e 8, 2 milioni e 2. Dopo altri 70 mila euro più altri 25 del PNRR. A quanto siamo arrivati? Per cosa i 70.000, scusa? 70.000 euro per manutenzioni e efficientamento energetico. Senza fermo. Allora, senza nulla che si inizia Fermo. se non il Paradelta che dopo 7 anni, 5 Il Paradelta? anni, e il Paradigor, scusa, che dopo Scusate. 5-6 anni Voi- è ancora lì. Scusate. E avete No. tenuto anche i contributi. Quanto fa? Quanto fa in totale? Non sto parlando con Laila, calma. Quanto fa in Io sono totale? calma. Quanto fa in totale? calma, solo che Quanto davanti fa in alle totale? fesserie che state Quanto fa in dicendo, totale? Quanto fa in No, non totale? ho fatto le somme. Ah, Ma ho piacere, te la faccio. Te la faccio. Per carità. Allora, Non Io- preoccuparti. io non ho. Sono 10 anni che siete lì Negli otto- e di finito non c'è Allora, niente. Questo come è mai? il problema. Adesso che gli 8 milioni ci sono e non c'è la piazza, cosa che vi ho sempre detto che non c'è perché non l'abbiamo mai Guarda, vista se dentro. dovessi per Va caso, bene. e ti dico, se dovessi per caso vincere e una di queste opere verrà eseguita con i soldi che tu hai trovato, tu taglierai il nastro. Te lo No, giuro. non me ne frega niente. No, non te ne delle frega, è perché alla fine Allora- non so se ci sono. Ma perché non ci sono che sono contributi concessi? metti in dubbio? Sono a bilancio? Ma metto in dubbio niente. Fermi. In 10 anni se devo portare a casa niente. Fermi. Stare alla campagna elettorale. Lascia stare la campagna elettorale che non serve. Fermi. Però ad oggi abbiamo ancora niente. Quante- Ma se io mettermi il pane dentro, No, il no, pane no. Igor Clay, No, una fermi. vita che lì. Visto che- Abbiamo sti ragazzini che andavano a fare. Siamo a posto, visto che dici che non ci sono a bilancio, anche tu Renato, qua c'è il responsabile dell'ufficio ragioneria. I fondi che io ho elencato, dottoressa Osso, ci sono a bilancio? Sono già stati concessi? Tu vuoi dire che in 10 anni hai messo in moto 8 milioni per il posto? 10 anni, ma se sei parlando quest'ultimo anno. No, se siamo a parlare Dire questo che fate in 10 anni. 10 milioni di euro di investimenti. 10 anni? Ma no, ma di 20 sia tanti, In 10 Dimmi anni? cosa che fate. No, 20 milioni. Li vuoi elencati anche quelli? Ma dai, va per... Li vuoi elencati anche Mi quelli? metti al piazzale del comune? Dimmi, ho scritto un meeting. Dai. Signori, allora, non sapete, allora, da quello che emerge, non sapete di quello che state Ma parlando. se scopriamo le Meno male, strade, Va dove bene. sono gli investimenti? Quelli Dove che- sono gli investimenti? Quello che hai fatto tu quando eri amministratore. Io ho fatto Mutui. gli investimenti di te. Mutui hai fatto. Quanti mutui hai fatto Renato in 5 anni? Vabbè, allora dov'è il problema? Quanti mutui Dov'è il avete fatto? problema? Dov'è il problema? Io, la mia amministrazione non ha fatto, no, ha fatto il mutuo quando quel 10 agosto 2017 abbiamo dovuto affrontare le spese di somma emergenza 267.000 euro, 237. Le opere si fanno anche con i mutui. E si 100 fanno anche con i mutui. Noi abbiamo fatto 10 milioni di opere senza mutui. Bravo, bravo. Vedi? Si vede il risultato.
abbiamo anche risolto delle poste in bilancio che tu e qualcun altro non aveva mai messo mano. Ricordiamocelo sempre. Ma comunque ricordiamocelo sempre, esatto. Perché i miei bilanci saranno falsi, il mio bilancio sarà ragionieristico. Non ho detto i bilanci falsi, non ho detto la parola falso stasera. Comunque, Renato, tutto quello che vogliamo, e questi 7-8 milioni ci sono lì, sono a disposizione. Voi continuate a denigrarli perché ovviamente le voci passano, quando voi dite PNRR non è vero, non hanno incassato niente, non c'è niente, facendo riferimento poi al progetto della piazza, che non è neanche PNRR, ma è legge di bilancio, non è finanziato col PNRR. Ecco perché, primo perché non è finanziato, è una domanda fatta. Secondo, non sapete neanche di cosa state parlando. La piazza, di disco a guardare la piazza, per capire quando è che andrà fatta sta roba. Avete avuto 10 anni di tempo per farlo. Piazza Venezia. Ma adesso perde gli esempi, non farli, non serve. Non serve. La faremo finire a scuola. Non dirmi che è finanziata. Dov'è? Allora, ascolta. Aspetta, scusa un attimo. Dov'è il primo intervento sulla piazza finanziato col PNRR? Lo trovi a bilancio che ci abbiamo guardato insieme ed è già registrato 200.000 euro. Chiuso. Scusa. No, guarda, proprio solo una cosa, mi dispiace che fino all'ultimo consiglio i toni sempre accesi, sempre sul personale, è proprio triste. No, perché, va bene, ecco le risposte. Una cosa però vi volevo dire, stai dicendo Sindaco che i fondi per la scuola, anche i fondi per i finanziamenti per la scuola sono stati deliberati e stanziati, ok? Se non ho capito male, entrano nell'elenco degli 8 milioni di investimento già stanziati, già messi a bilancio. 4 milioni e 3, ok, lasciamo stare il discorso politecnico dei 400.000 euro in più o in meno, progettazione, vabbè, storia vecchia. I lavori della scuola non sono ancora iniziati e disagio alunni, maestri, impiegati, di chiunque. Il trasloco dei bambini a scuola è stato, e sono sicura di questa cosa perché in consiglio d'istituto c'eravate, il trasloco degli alunni della scuola è stato anticipato di un mese di più, insomma subito dopo le vacanze pasquali, con la motivazione che i finanziamenti potevano essere persi. Allora, o li hai messi a bilancio o può essere persi. Silvia, stai parlando di cose diverse? No, Francesco. No, Silvia, stai parlando di cose diverse. Perché più che volentieri. Il finanziamento, mettere a bilancio il finanziamento vuol dire inserire la posta a bilancio e poterla utilizzare. Okay? Una volta che tu vai a utilizzare il finanziamento, poi devi rendicontare successivamente le spese. La scadenza del 15 ottobre 2023 scade il primo finanziamento di 2,6 milioni che deve essere rendicontato. Quindi mettere a bilancio la somma e la scadenza, cioè sono due cose conseguenti, ma non è che perché il contributo scade non si può mettere a bilancio, cioè lo inserisci. Cioè, allora, per fare tutto il percorso corretto, fai una domanda di finanziamento, il contributo ti viene finanziato, lo inserisci la posta a bilancio, una volta inserisci la posta a bilancio inizia a essere operativa, quindi puoi decidere se tenere quel contributo lì, se chiedere come abbiamo fatto noi altri contributi a GSE, fare la modifica progettuale della regione, farti autorizzare tutto, inizi i lavori, rendi conti, dai l'anticipo alla ditta che in questo caso è il 30%, quindi 800.000 euro, rendi conti a stati di avanzamento, in funzione per un mutuo, e poi fai la rendicontazione finale che deve essere entro il 15 ottobre 2023. Ascolta, scusami, allora la rendicontazione 15 ottobre 2023, se non ho capito male, perché scusate, insomma per il negozio dell'istituto purtroppo sono arrivata più tardi, fine lavori prevista 23 agosto. Ho capito male? Ok. Posticipare il trasloco, il disagio dei bambini dal 27 di aprile indicativamente al 13 di giugno sarebbe... Sì? Anche se I bambini sono stati fatti traslocare. L'ho spiegato anche prima in consiglio d'istituto. Se noi posticipavamo il trasloco, non avresti avuto la scuola libera per fare il sopralluogo con la ditta. Posticipavamo il trasloco al 12 di giugno,
giugno, Ok. avremo nella migliore delle ipotesi iniziato il cantiere, quindi consegnato l'immobile, se già andava bene, Ok. al 1° luglio. Ok, un mese dopo il 31 maggio che la data consegna lavori. Vuol dire che noi Vuol dire che la fine lavori sarebbe stata 23 di settembre 2023, entro il 15 ottobre 2023. No Silvia, perché entro il 15 ottobre 2023 devi aver già pagato tutte le fatture. Ok. Cioè non devi aver terminato i lavori, devi aver terminato la rendicontazione del 15 ottobre. Quindi vuol dire che tu devi aver terminato tutti i lavori, pagato tutte le fatture e caricato sul portale tutte le fatture. Quindi Chiedo come sempre con estrema umiltà, da fine lavori a pagamento fatture, i tempi, me lo dici, me lo affermi con certezza che non avrebbero potuto garantire ai bambini una fine anno lineare? no, è impossibile perché il pagamento minimo da una fattura, dopo dalla faccia che stai facendo non mi stai credendo, però il pagamento minimo da una fattura che ti chieda che fai tutte le procedure un mesetto, ti serve, prepara tutta la documentazione per mandarla via entro il 15 ottobre, perché altrimenti Sai perché ti faccio la faccia che sembra che non ti creda sindaco? Perché quando abbiamo fatto il consiglio d'istituto il penultimo, ho chiesto a Davide l'assessore, era a cavallo delle vacanze di Pasqua se non sbaglio, e visto che c'era anche il 25 di aprile, il ponte, adesso non ricordo più le date, ho chiesto quando sarebbero iniziati i lavori e Davide mi ha risposto presumibilmente dovrebbero iniziare, non consegna lavori, comunque la consegna ok, la consegna dei lavori probabilmente sarà la prima settimana di maggio. Se dovevate fare il sopralluogo con la ditta a locali vuoti, sapevate benissimo che non sarebbe stato possibile iniziare a consegnare i lavori la prima settimana di maggio, perché già erano il 27 di aprile. Quindi io quello che vi chiedo e chiedo a voi, a noi, a chiunque sia seduto qua dentro, è solo ed esclusivamente coerenza. Lo chiedo a tutti, coerenza. Silvia, però c'è anche una cosa da dire, che liberare la scuola è stato posticipato dopo il 6 maggio, perché non siamo riusciti prima. No, la scuola è stata, allora la prima parte, e ti parlo per quanto riguarda personalmente, ecco, la prima parte è stata fatta durante le vacanze di Pasqua. Il piano prima. Il primo piano, sì, ok. Il piano Ma terra? guarda che durante le vacanze il bambino mio, che frequenta il primo piano, il primo giorno dopo le vacanze di Pasqua era già giù, Sì. quindi ha messo 5 giorni per liberare il primo piano, Sì. potevano metterne 5 e comunque se il consiglio d'istituto vi ha chiesto quando inizieranno i lavori, non stai a dire presumibilmente la prima settimana di maggio, perché è inverosimile. Sì, però Allora ci spiegate che dovete fare il sopralluogo perché immagino che si sapesse già, se il sopralluogo va fatto a scuola vuota, a locali vuoti, il 27 di aprile si sapeva già, bastava dire ai genitori, e scusa se non ve l'ho detto prima ma non mi sembrava il momento, la sede per per esprimere opinioni, insomma e far polemica, certo. Se i sopralluoghi dovevano essere fatti ad aule sgombere, lo sapevate già il 27 di aprile. Se i genitori, i rappresentanti degli insegnanti, la preside, il consiglio d'istituto vi ha chiesto quando iniziano i lavori, dovevate calcolare un pochino meglio i tempi, anche per rispondere alle famiglie, ai collaboratori, ai dipendenti della scuola, che insomma onestamente credo non la vivano proprio con serenità questa situazione. Mi auguro, e finisco il discorso di prima, e scusami perché è un po' improvvisato, ma vabbè, che riusciate anche a sistemare il monumento ai caduti per renderlo, come vi hanno chiesto, vivibile con serenità e rendere un posto di lavoro dignitoso. Io sapevo, questo lo sapevo anni fa, e sicuramente sarà a cambiare robe perché non voglio insinuare niente, però sapevo che all'asilo non si potevano fare determinate attività qualche anno fa perché l'asilo non era completamente agibile. Mi auguro che i locali saranno sicuramente sistemati entro le date che avete Per ospitare certo, ma per ospitare la segreteria, certo. Questo senza nessuna polemica, nel senso non so cosa è successo dentro l'asilo, sicuramente l'hai messo a posto, ecco. E mi auguro che anche la segreteria viva dei mesi sereni. Adesso dobbiamo capirci, di scuole agibili con tutte le carte in regola c'è l'Agibili Stella, l'asilo, la materna di Oca, l'asilo Nido, l'Elia Maestri è una di quelle scuole che bisogna obbligatoriamente sistemare, ecco perché abbiamo investito tanto. Quindi anche quando mi si dice è possibile, deve essere tutto, sappiamo benissimo, lo stiamo facendo appositamente che sia tutto a norma, perché crediamo che è il futuro
sia lì, e prima che crolla un tetto, un solaio, andando qualcuno, è forse meglio sistemare la scuola. Ed è lo stesso motivo per cui c'è quel milione e due già finanziato per sistemare anche Legno Milani e i girasoli. Penso che le famiglie abbiano diritto i bambini abbiano diritto ad avere un luogo sicuro e siamo Sì, tutti d'accordo. Però, allora sto dicendo che la nostra operazione è stata concentrata lì, quindi quando finiremo anche Legno Milani e gli maestri con Legno Milani e girasoli, avremo sistemato tutte le scuole di Terripo. Ok? Detto questo, per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto investire un po' di risorse che magari se trovavano qualche busa ci avevano di voti in più, perché delle volte mi viene da dire che interessa poco investire sulle scuole. Però abbiamo deciso di investire, abbiamo fatto questo e abbiamo portato a casa questi risultati. Il fatto di dire iniziare i primi di maggio, effettivamente quello era il cronoprogramma iniziale. Dopo ci siamo allungati un po' di più sul votare, passatemi i termini, sul traslocare il piano inferiore, quindi siamo arrivati al sabato 6 maggio, credo fosse il 6 maggio, il sabato, adesso non mi ricordo. Da lì dopo ci siamo dati gli altri step e siamo arrivati al 31 maggio, che al 31 maggio che per noi era fondamentale iniziare il 31 maggio perché dopo volevamo fare tutta la rendicontazione e perdevamo la parte principale del contributo. Dopo, che sia indolore fare quei lavori lì, No, assolutamente no. è fuori di dubbio. Che i monumenti caduti come edificio sia, non crolla i tetti, non cade per terra, non legge crollare, o sì. Quindi riesce a essere utilizzato funzionalmente per fare questa attività. E noi ti dico un'altra cosa, perché fare sistemare monumenti caduti? Perché sistema comunque un edificio che è di proprietà dell'amministrazione, finito il trasloco di tutto il personale alta, è un edificio che ritorna nella piena disponibilità dell'amministrazione. Dopo ci sarà il contributo della piazza con legge di bilancio, lo risistemerai, però le modifiche migliori che hai fatto ti restano su un edificio tuo, che invece comprare un monoblocco esterno, oltre a tutti i problemi che ha, dopo il monoblocco paghi la ditta, poi il sorprende e si porta a casa, gli almeno investi sul tuo e ti rimani, quello è il ragionamento. Dopo è complesso. Qualcuno dice che avete iniziato per la campagna elettorale, avrei preferito anch'io iniziare 6 mesi prima, e il Politecnico me ne assumo tutte le responsabilità dei 6 mesi che abbiamo perso per il Politecnico, me ne assumo le responsabilità, cioè abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, provare a fare qualcosa di diverso. Inutilmente faraonico. No, nelle altre parti d'Italia funzionava, ci costava meno della progettazione che abbiamo fatto, vado sotto parentesi uguale comunque come progettazione, però tu dici sì che è inutilmente faraonico. Sì, Francesco. In realtà era... Vedendo le buse da asfaltare, inutilmente faraonico. Sì, ma i soldi che spendevo per il Politecnico non potevo spenderli per le buche. I soldi che spendevi per il Politecnico li toglievi dai lavori alla scuola. Facevano parte No! Allora... Dei 4 milioni e 3. 400.000 euro li toglievi per fare la progettazione alla... No, allora... Scusate un attimo. Scusate un attimo. Finanziariamente parlando, il ribasso d'asta della progettazione, correggimi se sbaglio, noi lo dobbiamo restituire a fine progettazione. Allora, i molto bei, allora lo svisceriamo tutto. Se nei 4 milioni e 3 hai il quadro economico dove hai le spese per progettazioni, le spese per direzione dei lavori con l'auto, le spese per l'IVA, gli imprevisti, le spese per i lavori. Quindi questo è il nostro quadro economico così suddiviso, ok? Quando noi abbiamo messo a gara la progettazione, avevamo stimato una cifra, di 600, adesso non mi ricordo la cifra esatta, forse 600.000 euro, non mi ricordo, della progettazione. Quando noi siamo andati in gara con la progettazione, abbiamo affidato la progettazione con un ribasso, che so, di 200.000 euro, quei 200.000 euro noi non possiamo prenderli e buttarli sui lavori, perché il meccanismo dei finanziamenti dice quei 200.000 euro lì che tu hai risparmiato sulla progettazione li restituisci. Il ribasso d'asta che avrai sui lavori quando l'hai fatto in gara lo restituisci, cioè non esiste più che il ribasso d'asta ti resta, perché il ribasso d'asta poi viene inglobato e utilizzato per rifinanziare gli altri progetti a scorrimento graduatorio.
Quindi anche da parte tua, Silvia, permettimi l'appunto, andare a dire era faraonico il progetto perché i soldi che risparmiavi lì potevi utilizzarli per i lavori, in realtà no, perché quei soldi lì io devo restituirli. Sarebbe stato, guarda Francesco, credo, dico, umanamente faraonico, perché... No, umanamente faraonico è un'altra cosa. No, umanamente faraonico, penso che le famiglie di Taglio di Po avessero bisogno di una scuola, e me l'hanno riferito, ancora non le ho le medie, me l'hanno detto, che d'inverno i ragazzini vanno a scuola con la copertina di pai perché il termo che non funzionano. Allora, sono d'accordissimo con te che mi dici la maestria andava risistemata, d'accordo, perché mi ha fatto la maestria appena fatta, 30 anni fa, abbondanti. Più che d'accordo, sono d'accordo sui disagi, che sicuramente ci saranno. Mi sembra, e ti ripeto, che come con il Palavigor, e ne abbiamo discusso anche a Massa, si potessero fare delle cose più a misura di tagliante, ok? A misura di Taglio di Po, senza voler fare delle cose esorbitanti, farle in tempi più veloci e dare alle famiglie quello che chiedevano e che si aspettavano. Adesso Però... ti dico, senza creare questi disagi, che onestamente i tempi si giostremo per 15 giorni in più, 15 giorni in meno, poi è un disagio incredibile anche per i genitori, semplicemente. Ma allora come volevate farli? Ti dico, per quanto riguarda la scuola, Francesco, molto semplicemente iniziando facendo la consegna dei lavori, la consegna dei lavori il 31 maggio. No, Silvia, ti sto dicendo, se tu mi dici che il problema è il riscaldamento e questo, come volevi farlo? No, allora non sono... No, perché sono abituato, quando qualcuno dice le cose, dice come volevi farlo. Il progetto Ferro Valtri, vabbè, magari tra una settimana faremo No, però gli aspetto... Noi siamo stati coinvolti. Però gli aspetto ancora i progetti del Palavigora. Sì, cioè per aspetti i bilanci, progetti del Palavigora, però... Sì. Scusa un attimo Enrico, il discorso è quello che io vi ho detto e vi ho chiesto e continuerò. Un pochino più anche di trasparenza, ma non per i numeri gonfiati o per queste cose, cioè proprio di lealtà, perché quando un consiglio di istituto che rappresenta 1, 2, quanti hai i plessi? 4 forse, insomma, rappresenta gli alunni di Taglio di Po, le famiglie degli alunni di Taglio di Po, vi chiede quando iniziano i lavori, a po' di mina a dire dovrebbero iniziare il 2 maggio e la consegna dei lavori è fatta il 31 maggio e oggi, problema dell'azienda, perché oggi varrà, ripeto, prima sta roba qua, al 6 di giugno non c'è un cartello, i lavori non sono iniziati, è passato 35 giorni dal 2 di maggio. Ma per noi è iniziato... Il 31, ma non il 2 maggio, Francesco. Comunque non il 2 maggio. Allora bastava dire, ci rimettiamo alle decisioni dell'azienda, il piano è questo, ma non dire dovrebbero iniziare. E mi sento dire sui giornali, hai pensato in modo malizioso che il trasloco è stato iniziato per fini elettorali? Sì che penso, scrivetelo, lo penso ed è così, perché fino al 30... Allora un giorno Silvia, se ti mai troverai ad amministrare dovrai prendere delle scelte, perché non lo il so, contributo è da perdere, perché bisogna fare delle scelte e bisogna iniziare. Allora volentieri noi abbiamo fatto bene su questi problemi qua, iniziare anche il 12 maggio. Avrei volentieri fatto a meno di dover interloquire con una ditta che fino a quando non viene a firmare il contratto non sai se viene a firmare il contratto, perché c'è già successo anche questo, che il giorno stesso di dover venire a firmare il contratto una ditta non viene. È logico che se facciamo il consiglio di istituto prima e tu mi dici io uso il condizionale perché la ditta non è ancora venuta a firmare il contratto. Allora non dirmi 3 giorni di distanza se non hai ancora un appuntamento con la ditta. Non l'abbiamo fatto il 27 il consiglio di istituto. Allora, se non era il 27 era il 24. No, è impossibile. Adesso controllo. Era prima di Pasqua. Era prima quando il primo Pasqua stanno. Il 27 abbiamo fatto la firma del contratto. Vabbè, Francesco sarà stato il 23, adesso mi ricordo Mina controllo. No, era tutto lì come provocazione, ma poi Mina le risposte, perché se no andiamo a casa alle 9. È funzionato uguale allo stesso modo per il Parco Perla? Sì, e i lavori fermi ancora? No, abbiamo affidato il Parco Perla, i lavori dovevano concludersi il 3 di giugno. Adesso... Come ne è ancora iniziato? Le giostrine sta spostando e transenare con la rete. Sì. In mezzo, magari, ripeto, spiegami, in mezzo è stato uno scivolo, la settimana scorsa l'erba alta, tanto alta per far giocare i bambini e i lavori? Sì, allora i lavori del Parco Perla sono iniziati, dovevano concludersi il 3, abbiamo mandato le lettere che dovevamo mandare alla lettera del penale, come è giusto che sia, e adesso valuteremo se risolvere il contratto con loro e affidare alla seconda ditta. Cioè se una ditta non viene a lavorare, cosa faccio?
non lei iniziare neanche questi per il discorso campagna elettorale, eravamo già programmati da tempo, porta pazienza di iniziare a febbraio-marzo a programmare tutti i lavori. Fatalità, le consegne lavori è capitato tutte. E allora Silvia Segoma disse le cavolate scherzando, vabbè lo stesso. No, non scherzando Francesco, non scherzando. No, va bene, no, sto proprio niente da scherzare. Saremo da ridurre il lavoro delle persone a questo? No, è deprimente, assolutamente sinceramente. no, assolutamente no, Francesco. Però dal mio punto di vista è brutto anche sentirsi presi in giro in questo modo qua, anche con i vostri sorrisini che è uguale il mio di adesso. Francesco, perché a presi in giro? tutti i lavori. Che presi in giro? Ma che tutti i lavori stiamo parlando? Non da dirmi del mio sorriso, scusa, è uguale a loro, perché non sta a dire che mi ride tutti. Ma non importa, non importa. Perché i sorrisini ai fevalti fate anche altri. Cioè, non ha nessun problema, Michele, non ha nessun problema. Però che non sta venire a dire il sindaco. Che nessuno. Assolutamente, infatti prima i sorrisi, ma non è un problema, il problema è che non c'è niente da sorridere, anche niente da ridere, perché viene fuori dal cancello della scuola la mattina, se poi piove, col disagio dei lavori, disastro le massa, a segmente 10 minuti arrivare all'incrocio sulla Kennedy di mattina a Fioi, per cosa? Per cosa? Ma che disastro L'entrata dei bambini, allora i bambini traslocati, per fare una roba entrano tutti dall'entrata principale, dall'entrata dietro non entra più nessuno e viene agarra il grumo Davide dal Putin, agarra il grumo delle macchine. Per carità. Se piove, attendimi 10 minuti arrivare alla Kennedy. Per cosa? Tutte le mattine. Anche a me fa tutte le mattine Davide. Per far prima le vie della via San Benigno. Sì. E infatti l'incrocio sulla San Benigno per far prima. Ma non per andare a dai, Fioi, dai. Allora Silvia, allora, intendo, posso comprendere e mi assumo la responsabilità dei 6 mesi persi per i Politecnici, per carità. Dopo, sti lavori qua, sinceramente, ripeto quello che ho già detto, forse è meglio aspettare che però il tetto è una scuola e dopo... No, Francesco, non sta a fare dell'ironia sui bambini, non sta a fare ironia. Non faccio dell'ironia, perché sono stanco di voler demolito il lavoro di anni. E non sta neanche a fare la vittima. No, prima la vittima, se è la verità. Per me non è un lavoro di anni, è un lavoro di un mese. Cosa? Dell'ultimo mese. Cosa? Allora, i lavori della scuola, i contributi... Programmare dei lavori del genere ai lavori di un mese? Dal 2020 e la differenza la facevano i 30-35 giorni prima di inizio scuola, prima delle votazioni. Dai per piacere. E quando è che arrivano l'avvio ai lavori? Al 15 luglio? Al 1 luglio? No, basterà darlo la consegna dei lavori al primo, in modo che quella settimana è diversa al 13. Perché Al primo cosa di luglio? Al 1 di giugno? O perlomeno bastava dare le informazioni giuste, no? Cominceremo probabilmente in 2 settimane. E allora Silvia, non degna soldetti, vorrei capire che sta quello del consiglio d'istituto che da dirvi ai genitori che i bambini andiamo a portare a Oca e Mazzorno. Io vorrei conoscere questo soggetto, perché se per correttezza dovessimo dirla tutta, vorrei anche capire chi è stato, perché non me l'hanno detto, quel membro del consiglio d'istituto che si è permesso di dire, fare terrorismo ai genitori, che i bambini da portare a Oca o Mazzorno. Te lo giuro, allora, sulla roba del più caro che no, non lo so. Prendami a questo dire. No, ma te giuro. È una correttezza per correttezza da parte di alcuni, e poi anche questa correttezza. No, ho detto correttezza per correttezza. No, ma io non lo so, te lo assicuro nel modo più assoluto, ma nella prima che sento. Allora, se parliamo di correttezza per correttezza, vorrei parlare anche di questo. Ma non lo so, cioè vuol dire, assumere la responsabilità